sfruttate. Il progetto, per quanto riguarda il partner Regione del Veneto, ha 2 destinazioni: Padova e in particolare l'Abbazia di Santa Giustina, e poi in seconda battuta l'area Terme Colli Euganei. Il taglio del progetto è molto concreto e abbiamo deciso di focalizzarci e limitare appunto l'intervento e l'analisi nell'ambito musicale, che abbiamo affrontato ieri, cinematografico e letterario. Quello che vorremmo fare è coinvolgere voi in quanto stakeholder, ricevere da voi degli input che poi verranno sintetizzati in quello che viene definito l'action plan. L'obiettivo finale del progetto è contribuire a migliorare gli strumenti di policy, in particolare nel nostro caso il POR, che sarà il prossimo POR, il 21-27, ma come byproduct ci poniamo anche l'obiettivo di favorire la protezione e lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale e sfruttare e potenziare il potenziale delle industrie culturali e creative per delle strategie culturali e turistiche, in modo da aprire nuove prospettive imprenditoriali ed occupazionali. Questo è quanto io posso dirvi, perché preferisco lasciare la parola agli esperti e nel particolare al momento a Stefan Marchioro, un collega. Grazie Chiara. Allora adesso lascio la parola a Stefano Marchioro, che è della Direzione Turismo Regione Veneto, che ci darà un inquadramento generale. Avete tutti quanti ricevuto l'agenda, quindi non l'ho ripetuta, però per sicurezza appunto vi ricordo che la prima metà di questo incontro sarà più frontale, mentre la seconda metà avremo un momento di discussione. Quindi anche tutte le domande, interventi, teneteli per dopo, che avremo molto, molto tempo. Grazie. Lascio la parola a Stefano. Buonasera anche da parte mia, bentrovati per il suo secondo appuntamento con Cult Create. Questa sera parliamo appunto di Film Induced Tourism, di turismo cinematografico. La mia introduzione, diciamo, sarà un po' più breve di quella di ieri, per cercare in qualche modo di dare spazio invece al tema di questa sera con Fara Polato e con Giulia Lavarone. Vedete quella che è l'immagine del turismo fino a ieri. Questi sono gli ultimi 35 anni di sviluppo del turismo, un sviluppo fino all'altro giorno assolutamente impetuoso, che aveva conosciuto sì alcune battute d'arresto in coincidenza con crisi geolocalizzate. Pensiamo appunto alle guerre del Golfo, agli attentati delle Torri Gemelle, alla prima epidemia SARS, allo tsunami in Pacifico, eccetera, ma in realtà al netto del crack Lehman Brothers e di quella prima unica grande recessione, poi il turismo era tornato a crescere. E lo era anche, diciamo, questo fenomeno era cresciuto ulteriormente anche nella nostra regione, oltre che nel nostro paese. Vedete, questi sono gli ultimi dati disponibili, diciamo, del 2019, che avevano visto il Veneto superare i 71 milioni di pernottamenti, con anche forse delle punte eccessive con il fenomeno dell'overtourism, soprattutto su Venezia. Questa invece è la fotografia praticamente di oggi. Queste sono le proiezioni delle, diciamo, delle disdette, delle prenotazioni avvenute a partire dal 12 aprile, diciamo, a periodo ma chiaramente ora provvisoria, che potrebbe essere rettificata in peggio o in meglio a seconda di come evolverà la situazione nelle prossime settimane. E stante l'attuale situazione, questa è la previsione che l'Organizzazione Mondiale del Turismo ci dà per il 2020. Quindi, diciamo, una forte caduta rispetto alle dinamiche che avevamo commentato fino a poco tempo fa.
E questo è l'impatto soprattutto sulle città, perché è chiaro che un fenomeno come questa pandemia avrà un'influenza soprattutto nei luoghi molto affollati, fino a poco tempo fa molto affollati, e in particolar modo le città che erano state proprio caratterizzate anche da fenomeni di overtourism, ma in generale le città. Però è tutta l'Italia evidentemente ad essere coinvolta. E questa è la previsione a scenario attuale, siamo assolutamente molto prudenti, evidentemente ogni situazione nuova cambia lo scenario che stiamo commentando in questo momento, e che ci dice che a bocce ferme, se le cose dovessero riprendere, comunque non prima del 2023 si sarà ripristinata una situazione ante fenomeno coronavirus. Da valutare poi se tutto quello che stiamo commentando poi è anche auspicabile dal punto di vista dei numeri assoluti, perché questa è una domanda sulla quale dobbiamo interrogarci, perché probabilmente dovremo anche chiederci se non sia necessario un cambio di paradigma nello sviluppo economico e anche nello sviluppo turistico. Non fosse altro perché i primi segnali importanti venivano da lontano, con i cambiamenti climatici, con l'impatto, come dire, dello sfruttamento eccessivo del pianeta, e questo aveva già forgiato alcune tendenze che probabilmente, il punto di domanda e d'obbligo, potranno rafforzarsi nell'immediato futuro. Credo che si possa parlare di una domanda sicuramente di turismo più sostenibile nella proposta e più responsabile nella fruizione. È chiaro che anche il tema della salute personale diventerà assolutamente centrale. Abbiamo già visto come destinazioni che hanno saputo reagire prima o meglio probabilmente potranno avere una maggiore attenzione da parte del pubblico. E l'attenzione alla sicurezza, che era già appunto venuta alla ribalta in occasione degli attentati che ricordavo prima, soprattutto quelli nelle grandi capitali europee, e che aveva favorito in quel periodo proprio il turismo di prossimità, che in qualche modo riteniamo tutti in queste settimane sia perlomeno il futuro molto prossimo. In ogni caso, qualsiasi sia lo scenario che maturerà nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, è chiaro che sarà necessario riorganizzare l'offerta turistica. E questo significa in generale lavorare sui prodotti. Già dicevo, e questa è una slide che commentavamo col piano strategico del turismo del Veneto, ma una, diciamo, situazione analoga era stata proiettata dal piano strategico del turismo Italia Paese per Viaggiatori 2017-2022, cioè il campanello d'allarme sulla necessità di ripensare il modello turistico era già venuto, e questo significa la rigenerazione dei prodotti esistenti, soprattutto quelli mass market, la ideazione di nuovi prodotti, lo stimolo, il sostegno a nuovi prodotti. E guardate, in questa immagine vedete già che era presente un'attenzione, oltre che a un settore come la meeting industry, anche quella al film induced tourism, che è un po' il tema che tratteremo questa sera. Ma riorganizzare l'offerta significa collaborare a livello di territorio, di destinazione. E infatti l'organizzazione della destinazione, la DMO se c'è, l'organizzazione di gestione della destinazione non si è mai dovuta limitare a promuovere l'offerta esistente, ovvero le risorse naturali, culturali, artificiali di cui una destinazione dispone, ma recentemente ha sempre di più dovuto sviluppare una competenza nell'ideazione di nuove proposte, di nuovi prodotti per risultare meno fungibile come destinazione. Intervenire sull'offerta però implica evidentemente una forte collaborazione con gli attori territoriali e in particolar modo un forte coinvolgimento delle imprese turistiche. Non si può fare prodotto, come dire, dall'alto senza coinvolgere le imprese, e viceversa le imprese non possono farle senza con chi governa i territori e le destinazioni stesse. La tematizzazione della vacanza, dicevo, era già una tendenza in atto,
l'attenzione a specifici temi di vacanza e quindi alla valorizzazione di particolari potenzialità del territorio, sempre più la tendenza a spostare il focus dell'azione e della destinazione dal contenitore, cioè dal solo spazio geografico, al suo contenuto, e quindi a indicazione anche a precisi target, muovendo dalle eccellenze e dalla capacità di offerta del territorio. Quindi da qualche anno a questa parte studiare un'offerta su misura era già vero, lo sarà ancora di più all'indomani di queste difficoltà che stiamo attraversando. Le imprese e le destinazioni dovranno ridefinire il proprio posizionamento, ovviamente partendo dalle proprie esigenze, ma con grande attenzione al mercato. Ecco, questo è un equilibrio sempre molto delicato tra il seguire le caratteristiche di un territorio, valorizzarle e intercettare i trend senza però diventare modaioli e senza quindi diventare assolutamente fungibili, quindi valorizzando dei know-how specifici. Questa industria parlare turistica, questo del Film Induced Tourism era forse uno dei filoni già molto avviati, anzi forse ci diranno bene Fara e Giulia, noi arriviamo in qualche modo più tardi di molti altri quando questo fenomeno si è già consolidato. E non sto io a citare evidentemente le definizioni di Film Induced Tourism, ho riportato solo quello che diciamo un po' la capostipite degli studiosi Sue Beaton ha valorato nel 2005 e che altri hanno ripreso, evidentemente mettendo in connessione la motivazione della vacanza, il fare turismo, collegandolo con la visione di film, di produzione e quindi ricalcare un po' le orme e i luoghi dove questi film sono stati girati, ambientati, pensati, ma appunto ci diranno molto bene i nostri esperti. E l'importanza però, lo sottolineo, questa sera di più rispetto a ieri, dove ho parlato molto di club di prodotto, che è un elemento che andremo a recuperare domani, ma soprattutto in questo tipo di proposte il tema della gestione delle destinazioni community, come sono tutti i nostri territori, cioè noi non siamo un parco di divertimento, non siamo neanche un resort, non siamo neanche un villaggio turistico, siamo comunità. Le nostre destinazioni sono comunità e quindi il coinvolgimento degli attori territoriali, le imprese, gli organi di governo, ma anche le comunità ospitanti. E questo è molto importante. Questo significa evidentemente però organizzare e gestire le destinazioni, e non c'è gestione della destinazione senza un'organizzazione stabile, che è un tema che anche le nostre due destinazioni protagoniste di questo progetto, cioè Padova e le Terme Euganei ai Colli, devono affrontare. Le Terme Colli Euganei hanno già avviato un percorso interessante di strutturazione, di condivisione, anche forse di individuazione di un soggetto attuatore. È un percorso che invece Padova sta avviando in questi mesi, anche col supporto della Camera di Commercio, oltre che del Comune, che è il soggetto capofila, ma questo è assolutamente imprescindibile per lo sviluppo di qualsiasi prodotto turistico. Cosa andremo a fare a partire da questa sera sul filone del Film Induced Tourism? Oggi, come ha annunciato Riccardo e come poi vi diranno i nostri interlocutori, andremo a approfondire l'analisi del settore, un'analisi SWOT di questo segmento, ma poi l'obiettivo dei laboratori che seguiranno dopo questa prima tornata di incontri è quello di lavorare insieme per cercare di progettare 2 o 3 esperienze concrete. Non parlo ancora di club di prodotto, ma di esperienze concrete che possiamo insieme sperimentare sul mercato, rispetto ai 3 filoni che abbiamo individuato. Ecco, questo è l'obiettivo che ci diamo, quindi come diceva Chiara Rossetto, un obiettivo molto concreto. In questa fase vediamo presenti diciamo, operatori della filiera culturale, ci fa molto piacere, quella del cinema, in particolar modo questa sera. Vediamo molte guide turistiche che ringraziamo perché, sottolineo, l'hanno detto loro ieri sera, ma lo rafforzo, sono tra quelle che contribuiscono a co-creare il prodotto turistico. Abbiamo una certa inerzia del settore turistico ricettivo, almeno quello tradizionale,
forse i B&B e le strutture ricettive innovative sono più attente, e però diciamo andremo a intercettarle, perché senza chiaramente il soggiorno non ci può neanche essere prodotto turistico, quindi se non ci sono in questa fase sicuramente dovremo interloquire con loro nelle prossime settimane. Ecco, io mi fermerei qui e buon ascolto con l'esperienza dei nostri esperti. Grazie. Grazie mille Stefan, molto stimolante come sempre. Allora adesso condivido io lo schermo, vi mostro proprio 2 slide su vi spiegherò qual è il percorso partecipativo a cui siete stati invitati, sempre che vogliate farne parte fino in fondo. Appunto io sono Riccardo Darè, sono un facilitatore di Etifor, uno spin-off dell'Università di Padova. Vi presento il percorso partecipativo di Calcreate. Ovviamente, vista la situazione contingente, abbiamo dovuto un po' riadattarlo, però le tappe fondamentali sono rimaste. Abbiamo solo trasformato molti degli incontri da incontri in persona a incontri live, ma con la speranza di chiudere comunque di nuovo in persona e vederci in faccia. Nella prima fase abbiamo cercato di interloquire con alcuni esperti che ci sono stati segnalati nei 3 filoni, per cominciare ad avere un quadro del qual è lo stato attuale del turismo a Padova e Colli Euganei. E ai nostri esperti abbiamo in particolare chiesto di focalizzarsi sullo stato attuale, quindi non sui prodotti turistici da sviluppare in futuro, perché questo sarà parte di incontri successivi, e quindi abbiamo impostato insieme a loro la SWOT analysis che poi vi andremo a presentare. Con questi 3 webinar sono il primo momento aperto a un pubblico più ampio, con l'idea poi di continuare con una raccolta feedback, un lavoro laboratoriale tutti assieme, fino ad arrivare a delle nuove idee, delle proposte di prodotti turistici per il nostro territorio. La mia ultima slide è molto tecnica, per molti probabilmente sarà anche banale, ma scopro ogni volta che è bene specificarlo. Cos'è una SWOT analysis, visto che l'ho menzionata? Con una SWOT analysis è un'analisi nel dettaglio della situazione al momento zero, quindi adesso, di quali sono i punti di forza, cioè molto banalmente cosa funziona, che cosa ci differenzia rispetto a destinazioni competitor, quali sono le risorse interne attuali, sia umane che tecnologiche che economiche. I punti di debolezza, quali sono, cosa ci manca adesso, che cosa non funziona e quali sono i limiti sempre interni. Le opportunità invece, se è un occhio verso l'ambiente esterno, quindi quali sono i mercati non esplorati, però dal grande potenziale, quali sono i limiti dei competitor che si possono sfruttare, quali sono i bisogni emergenti, le richieste dei turisti. E infine invece le minacce, sempre con un occhio verso l'esterno, va a vedere invece quali sono quei competitor emergenti che possono rubare fetta del mercato, se c'è una pubblicità negativa da parte dei media sul nostro territorio, se ci sono delle leggi o delle regole che vincolano in qualche modo la fruizione al turista di quello che vogliamo offrire. Ecco, io con questo molto semplicemente appunto ho chiuso la presentazione del percorso partecipativo. Ora lascio la parola ai nostri 2 esperti che ci daranno un inquadramento invece di quello che è appunto il turismo cinematografico attuale nella destinazione Padova e Terme Colli Euganei. Per questo punto lascio la parola, adesso si alterneranno a Giulia Lavarone, giusto? Sì, e a Fara Polato. Sì, e ho già condiviso lo schermo che dovreste vedere in Sì, questo momento. perfetto. Ecco, i contenuti che vi presentiamo oggi sono integralmente condivisi tra me e Fara Polato. Per motivi di gestione agevole delle slide abbiamo deciso che io vi introdurrò al Film Induced Tourism, cercando anche di dissipare alcuni equivoci che circondano questo tematismo. Parlerò degli strumenti utili a promuovere il Film Induced Tourism e degli attori territoriali che possono essere coinvolti in questo processo. Poi invece Fara si soffermerà, come anticipato da Riccardo, sulla SWOT analysis. Innanzitutto il Film Induced Tourism o cineturismo normalmente viene associato alla visita a luoghi in cui sono stati girati film e programmi televisivi di varia natura, dalle serie TV ai reality, ai programmi di cucina e così via.
Questi luoghi possono essere dei luoghi preesistenti già attrattivi sul piano turistico, pensiamo ai film girati, non so, alla Reggia di Caserta, oppure possono diventare attrattivi proprio in seguito alle riprese di film o serie televisive, come nel famoso caso della Casa di Montalbano nel Ragusano. In altri casi si tratta di set che vengono appositamente realizzati per le riprese. Mi piace molto ricordare l'esempio del villaggio di Braccio di Ferro a Malta, che è stato realizzato per le riprese di un film del 1980, tra l'altro un film anche non particolarmente fortunato, un film poi un po' dimenticato, che però ha regalato a Malta una delle sue principali attrazioni turistiche, per cui oggi i turisti che si recano a Malta vengono a conoscenza dell'esistenza del film nel momento in cui visitano questo set diventato poi un parco a tema, e soprattutto hanno la possibilità di partecipare a delle attività all'interno del parco che riguardano il cinema in generale e non solo lo specifico film. Mi preme anche sottolineare che non si parla di film induce tourism o di cineturismo solo in relazione ai luoghi di ripresa dei film, ma anche in rapporto ai luoghi di ambientazione che molto spesso differiscono. Quindi la trama del film ci dice che ci troviamo in un certo luogo, mentre come sappiamo spesso le riprese vengono svolte altrove. Nei casi virtuosi si è riusciti effettivamente a generare dei flussi turistici sia nei luoghi di ripresa che nei luoghi di ambientazione. E questo è un punto che riguarda certamente anche il nostro territorio, basta solo pensare ai vari adattamenti della Bisbetica Domata di Shakespeare, che non sono mai stati girati a Padova, quando sappiamo che si tratta di un testo che elogia proprio le qualità della nostra città. Si parla però di film induce tourism anche per una serie di altre possibili relazioni fra cinema e turismo. I tour agli studi di produzione come Cinecittà, ai parchi a tema cinematografico come Disneyland, la visita alle dimore delle celebrità, alle Walks of Fame, la frequentazione di ristoranti tematici dedicati al cinema, i musei del cinema. Qui a Padova abbiamo un gioiello che è il Museo del Precinema Mini Cizzotti, e poi eventi che hanno una durata limitata nel tempo, quindi le mostre temporanee a tema cinematografico, gli eventi quali i festival, le anteprime di film, le convention di fan di uno specifico film, e ancora la visita ai luoghi in cui si svolgono le riprese nel momento in cui le riprese si svolgono, magari per poter vedere dal vivo i propri beniamini. Ecco, mi preme cercare di sgomberare il campo rispetto ad alcuni equivoci sul film induce tourism. Innanzitutto è molto raro il caso in cui la visita alle location cinematografiche o televisive rappresenta la motivazione primaria di una visita turistica. Certo, ci sono i fan di un film o di una serie televisiva che vanno a caccia delle location, però in realtà molto più spesso sono cineturisti i turisti che si recano in una certa destinazione per motivi che nulla hanno a che fare con il cinema, ma che una volta in loco scoprono i film che vi sono stati girati e magari decidono di partecipare a delle attività a tema cinematografico. Tra l'altro non dobbiamo pensare a diciamo prodotti turistici solo integralmente centrati sul cinema. È possibile integrare anche degli aspetti che hanno a che fare per esempio con l'enogastronomia, nel momento in cui alcuni film ergono a protagonisti anche delle eccellenze enogastronomiche di un territorio, o ancora possiamo pensare ai rapporti con il cicloturismo, per esempio il film premio Oscar Chiamami col tuo nome, i cui protagonisti vanno molto spesso in bicicletta, ha anche ispirato la realizzazione di dei tour in bicicletta nel Parco Naturale del Serio in Lombardia.
Un altro aspetto che ci tengo a sottolineare, non solo il cinema può essere un veicolo di valorizzazione di quello che è il patrimonio storico-artistico riconosciuto di un territorio. Il cinema stesso fa parte del patrimonio immateriale di un territorio. Il film è un bene culturale in se stesso. E dal mio punto di vista non facciamo un buon servizio né al cinema né al turismo nel momento in cui ci limitiamo a raccontare a un cineturista che due personaggi si sono baciati in una determinata location. Il turista è spesso curioso, anche gli studi in questo ambito lo dimostrano, di scoprire come il luogo è stato raccontato dal cinema, a volte anche trasfigurato dal cinema. Il turista è curioso di sapere perché il luogo che vede dal vivo è più piccolo rispetto a come lo immaginava, perché magari nelle riprese del film è stato utilizzato un obiettivo grandangolare, oppure è affascinato dallo scoprire che luoghi lontani tra loro sono stati resi vicini nel film attraverso il montaggio cinematografico. Quindi quello che si va a stimolare, magari anche fornendo dei dettagli di carattere tecnico o stilistico, è proprio la fascinazione del turista anche per la magia del cinema, per la capacità del cinema proprio di trasformare i luoghi. Quali sono gli strumenti che possono essere predisposti? Delle mappe cartacee dei luoghi del cinema, oppure delle mappe digitali in siti o in app, delle guide cartacee o ancora dei pannelli che posizionati nelle location cinematografiche. Spesso dei siti di destinazione, questo è il caso dell'Irlanda, presentano una pagina dedicata proprio ai film girati nel territorio. Non a caso ho scelto Braveheart, che è un film strettamente legato all'identità nazionale scozzese, ma girato in buona parte in Irlanda, e anche l'Irlanda ha saputo attrarre dei flussi turistici nelle location. E come vedete si presentano delle mappe dei luoghi che evidentemente possono anche oggi sfruttare quelle che sono le risorse della geolocalizzazione. Possiamo avere delle app, ovviamente tenendo presente anche le criticità che tutti conosciamo di questo strumento nel momento in cui non vengano effettuati i dovuti aggiornamenti. E poi la pannellistica, che può essere posizionata in dei luoghi di passaggio, per esempio all'uscita di una stazione oppure in un parcheggio, ma anche e soprattutto nelle singole location utilizzate per le riprese del film. E poi i tour cinematografici che in alcuni casi vengono proposti da tour operator specializzati, in particolare nel mondo britannico. In altri casi possono essere proposti, penso ai nostri vicini di Trieste, da associazioni anche che si occupano di promuovere la cultura cinematografica, come appunto la Casa del Cinema. Possono essere dei tour in pullman, possono essere dei tour a piedi, dei tour in bicicletta, ci si può servire della stampa di fotogrammi, ci si può servire di immagini proiettate su schermi, su tablet, addirittura di visori di realtà virtuale, come nel caso dei tour di Trieste, anche per mostrare dei luoghi normalmente non accessibili. E anche qui a Padova sono state testate alcune prime esperienze di cinetour. Possiamo contare su un patrimonio cinematografico molto, molto ricco. Tra l'altro vi rassicuro su una cosa, corro un po' velocemente su alcune slide, soprattutto con delle immagini, ma so che le slide poi verranno messe a disposizione dagli organizzatori. Dicevo, un patrimonio cinematografico piuttosto ricco di film conosciuti a livello nazionale o anche con attori internazionali, non solo film ma anche serie televisive. E proprio facendo leva su questo abbiamo predisposto, in occasione soprattutto della Notte della Ricerca, alcuni tour delle location cinematografiche del centro di Padova che sono stati molto apprezzati, e anche l'ufficio Public Engagement della nostra università ha anche proposto delle visite cineturistiche all'interno di Palazzo Bo, quindi per rileggere Palazzo Bo attraverso il cinema.
Ancora delle esperienze sui colli che hanno visto coinvolte anche delle colleghe di archeologia e il parco regionale dei Colli Euganei, quindi esperienze a cavallo tra cinema, archeologia e natura. Inutile ricordare come nel nostro territorio ci siano numerosi festival cinematografici e in qualche caso sono anche state fatte delle ricerche per valutare gli impatti. Qui ci sono alcuni dati di una ricerca condotta dal CISET sul caso di studio dell'Euganea Film Festival su un'edizione di qualche anno fa. Ecco, chi sono, per concludere, gli stakeholder del Film Induced Tourism? Innanzitutto la filiera cinematografica, i produttori, i distributori e la Film Commission, che sono dei player fondamentali sia per quanto riguarda la possibilità di ideare delle iniziative di co-marketing che promuovano sia il territorio sia l'uscita in sala di film che in quel territorio sono stati girati, ma anche per la negoziazione dei diritti delle immagini da utilizzare all'interno di iniziative e materiali. Ovviamente gli organizzatori di eventi, di festival, gli organizzatori di cinetour, le associazioni culturali e poi ovviamente la filiera turistica coinvolta anche dagli altri tematismi di cui abbiamo parlato ieri e parleremo domani, quindi le 2 OGT, gli operatori turistici del ricettivo, della ristorazione, le guide, il trasporto, le attività commerciali, gli enti pubblici e pubblico-privati, come ad esempio il Museo del Precinema, i tour operator, gli intermediari e infine ovviamente le attrazioni che sono state utilizzate per effettuare le riprese. Del quadro attuale nel nostro territorio adesso vi parlerà Farah Polato che si soffermerà, come abbiamo anticipato, sulla SWOT analysis. Ok, ho interrotto la condivisione dello schermo. Grazie Giulia. Procedo con la mia condivisione. Bene, allora per entrare, questa seconda parte dell'intervento è dedicata più diciamo ad avviare una componente operativa ed non vuole essere assolutamente una fotografia della situazione esistente, ma per l'appunto il punto di avvio di una riflessione che vede convergere 3 direttrici. Quella di uno studio già introdotto da Giulia nella prima parte di carattere nazionale e internazionale sul fenomeno del Film Induced Tourism e quello di una invece riflessione sulla situazione di Padova e i Colli Euganei anche alla luce di alcune esperienze che abbiamo fatto come gruppo di ricerca Cineland e all'interno del Dipartimento dei Beni Culturali. Con alcuni dei partecipanti di oggi, in effetti, abbiamo condiviso progetti, esperienze, anche tentativi, se vogliamo, e riflessioni di criticità, ma con molta parte dei partecipanti invece non abbiamo mai avuto modo di interloquire e spesso rappresentano delle parti fondamentali per quella virtuosa collaborazione che può portare a dei risultati. Sempre facendo riferimento a quanto ha già indicato Giulia Lavarone nella prima parte, il Film Induced Tourism è un fenomeno complesso che non riguarda solo le location, riguarda molte altre possibilità e molti altri attori e proprio sulla base di questa complessità abbiamo deciso di proporvi 2 SWOT analysis ripartite per Cinetour, che sarà l'oggetto della prima SWOT analisi, e poi invece il versante dei festival e più in generale delle manifestazioni di carattere turistico, che hanno un'altra potenzialità di sviluppo, anche se evidentemente può in maniera molto efficace interagire con la dimensione del Cinetour. Allora, lo abbiamo visto, il patrimonio cinematografico che riguarda il territorio di Padova e dei Colli Euganei è un patrimonio ampio, variegato, e proprio per questo presenta la possibilità di molte interconnessioni con altri filoni.
Interconnessione con i tour monumentali, per così dire, classici, interconnessione con gli altri turismi tematici. Lo ha detto Giulia Lavarone nella prima parte, difficilmente si arriva in un luogo esclusivamente per visitare le location, ma si può essere condotti alle location, essere condotti a conoscere il patrimonio cinematografico proprio quando si è nel luogo e se il luogo dà la possibilità di accedere a quest'altro patrimonio. La dimensione dell'interconnessione, secondo noi, è un punto, veramente un punto molto importante, infatti è in capo alla lista di forza e rappresenta anche un'opportunità, come vedremo più avanti, proprio perché permette la reciproca valorizzazione del cinema rispetto ad altri beni culturali e degli altri beni culturali rispetto al cinema. Una rapida occhiata a titolo di esempio a quest'altra slide ci permette di vedere come possiamo avere da un lato in quella interazione fra luogo di ripresa e luogo di ambientazione, per esempio tutto il filone in costume, ma anche il rapporto tra cinema e letteratura, cinema e teatro, e peraltro cinema e letteratura può ancora essere declinato per esempio in una dimensione di genere, il noir, oppure invece la letteratura diciamo a sfondo più storico. Tornando ai punti di forza, lo abbiamo già indicato e quindi questo mi permette di soffermarmi dando la grande importanza al Museo del Precinema, e quindi il gioiello, come ha detto Giulia Lavarone, che potrebbe per esempio costituire veramente un nucleo da cui far irradiare tutta una serie di offerte e di proposte. L'interconnessione che sta in capo ai punti di forza evidentemente si lega all'altro punto di forza da cui deriva, che è la rilevanza e la varietà del corpus filmico, che funziona su più scale, su scala territoriale ma anche su scala internazionale. Come abbiamo visto in una slide mostrata da Giulia, abbiamo film che hanno avuto una grande risonanza anche a livello internazionale o che sono produzioni internazionali. Un altro punto di forza sono le iniziative già avviate, gli studi e gli strumenti già predisposti di mappatura dei film girati a Padova, sia di tipo quantitativo, cioè sapere quanti film sono stati girati a Padova, ricostruire i titoli, ma anche di tipo qualitativo, cioè una mappatura corredata da schede che possono proporre delle linee di sviluppo e dare indicazioni sulla componente del linguaggio cinematografico o comunque della dimensione cinematografica. E come abbiamo visto, e quindi non mi soffermo più di tanto, sulle esperienze operative. Mi piace dire però che quelle esperienze operative di cui abbiamo fatto esperienza diretta o con cui abbiamo collaborato sono esperienze molto variegate che si sono spesso declinate, conformate alle esigenze specifiche, da destinatari diciamo di prossimità, il percorso sui Colli Euganei che abbiamo sviluppato con la collega Alessandra Ciavarria che è qui con noi e l'ente parco dei Colli Euganei, oppure a livello internazionale, per esempio con gli ospiti della Summer School dell'Università di Padova, gli ospiti australiani. Queste sono alcune immagini del Museo del Precinema. Vediamo però anche i punti di debolezza che abbiamo riscontrato. La bassa familiarità del prodotto turistico, cioè ancora sul territorio non c'è la consapevolezza che il cinema può partecipare alla creazione di un prodotto turistico e quindi, come dire, manca proprio quella prospettiva che permetta di avviare anche una dimensione collaborativa.
La formazione degli operatori, perché, come dicevo, per esempio la progettazione di tour modellati su specifiche esigenze richiede degli operatori che abbiano una conoscenza tale da far emergere quelle qualità dei film che possano prestarsi. Per esempio, nel percorso che, come avete visto, sui Colli Euganei si modellava sul percorso cicloturistico, quel percorso era caratterizzato non sempre da film molto conosciuti o di grandissima notorietà o rilevanza, ma per esempio potevano servire per introdurre una figura autoriale che poi si è sviluppata con altri film, oppure ambientati in ville permetteva l'accesso a delle ville non necessariamente conosciute, la sperimentazione musicale è molto importante in alcuni casi. Quindi la formazione degli operatori è fondamentale per non appiattire il cinetour sui film più conosciuti o ad esempio su attori noti. L'ampliamento della mappatura che va continuamente aggiornata, la progettualità in sinergia con gli altri filoni tematici proprio per quella reciproca valorizzazione. La propensione a una semplificazione dei processi. Spesso si crede che basti un film di successo ambientato, girato in loco perché i turisti arrivino e chiedano. Non è così. Il dialogo ancora limitato tra il mondo del cinema e il mondo del turismo che spesso appunto non hanno ancora avuto modo di mettere a regime, a profitto, le reciproche potenzialità. Le opportunità sono legate ai punti di forza ma anche ai punti di debolezza come tendenze di sviluppo. La modulazione di tour diversificati, prima Giulia indicava, alcuni li ho indicati io adesso, prima Giulia indicava per esempio l'inserimento del percorso cinematografico nelle visite al Bo in sinergia con aspetti invece di tipo architettonico, per esempio più classico. Percorsi inediti rispetto alle attrazioni tradizionali che possono, come dire, essere suggeriti all'interno di percorsi tradizionali laddove si abbia ben presente quali possibilità può offrire il corpus filmico del nostro territorio. La dimensione partecipativa dei cittadini è molto importante. Nelle nostre esperienze noi abbiamo trovato spesso persone che ricordavano in prima persona e attraverso amici o parenti il fatto di aver partecipato alle riprese, magari come comparse, magari perché avevano offerto la propria casa. Questi elementi aneddotici sono molto interessanti sia nella dimensione del turista sia nella dimensione del territorio che accoglie il turista e che configurando un'idea di turismo e di promozione territoriale è molto importante. L'interconnessione con gli altri filoni l'abbiamo detto e quindi non ritorno. Abbiamo distaccato gli 800 anni dell'Università di Padova che rappresentano un'occasione importante, sia perché c'è da subito la possibilità di proporre dei tour specifici, sia di film ambientati dentro o in prossimità dei luoghi dell'Università di Padova o di film che investono nella narrazione dell'Università di Padova. Ieri, nell'incontro di ieri, qualcuno per esempio citava la figura di Galileo Galilei. Abbiamo un film molto importante che è il film della Cavani che appunto si incentra sulla figura di Galileo Galilei mostrando per esempio il teatro anatomico ma che permette anche quindi non solo percorsi a filone 800 anni, università o storici ma permette anche se si conoscono le progettualità della Cavani di collegare questo film con un periodo più recente, la contestazione, perché nella figura di Galileo, un po' come insomma è stato anche per Brecht, si apriva un dialogo con il principio di autorità. Bene,
Le minacce. Una minaccia fortissima è la questione del diritto delle immagini. Come sappiamo la normativa italiana non è molto favorevole e neanche molto facile da maneggiare, e quindi questo comporta sicuramente delle difficoltà che alcune realtà però hanno cominciato a tentare di risolvere, per esempio prendendo degli accordi con le realtà che producono i film, oppure studiando delle modalità per poter utilizzare almeno in parte il materiale, le immagini e il materiale audiovisivo. Il ritardo organizzativo delle destinazioni, ne ha parlato Stefano Marchioro all'inizio, e quindi su questo magari potremmo tornare, e ugualmente un ritardo rispetto a altri competitors, così come è apparso anche negli esempi fatti da Giulia Lavarone. I festival e gli eventi. Anche qua il territorio di Padova e Colli Euganei presenta un grande numero di festival, e si tratta anche di festival che hanno una fisionomia diversificata, e questa è una grande ricchezza, perché permettono proprio di dare un panorama di dinamismo di eventi e di iniziative molto articolato. Anche la scala territoriale contenuta è un punto di forza che adeguatamente utilizzato permetterebbe uno sviluppo e un potenziamento del settore dei festival. I punti di debolezza. Le difficoltà a immaginare una progettualità condivisa cinema e turismo. Quali sono le possibilità di interazioni fra i due comparti? In alcuni casi, questo immagino emergerà nella parte partecipativa, sono state avanzati dei tentativi, iniziati delle esperienze, e ci piacerebbe avere un feedback ad ampio raggio. Ne parlava anche ieri Emilio Dalla Chiesa, prospettando anche per esempio nel suo caso uno sviluppo in termini internazionali della presenza del suo festival. La difficoltà a far sistema nella triangolazione cinema, turismo, ma anche territorio, lo diceva Giulia Lavarone prima, la consapevolezza del cinema come bene culturale, come una chiesa, come un museo in cui si vanno a vedere i dipinti, non è ancora consolidata nel territorio, e quindi appunto anche da parte per esempio di chi gestisce alcuni servizi, ristoranti, il fatto di rimanere aperti a disposizione di iniziative e di festival, di eventi, non è sempre così scontata, proprio forse anche perché non c'è quella consapevolezza del valore culturale e turistico della filiera cinematografica, e poi la difficoltà a far sinergia all'interno della rete dei festival. L'ho detto prima nei punti di forza, oltre al numero importante e interessante dei festival, c'è anche il fatto che questi festival si configurano con fisionomie diversificate, e queste se presentate in termini sinergici, credo possa essere veramente un punto di attrazione importante. In alcuni casi la rete dei trasporti e dei servizi, e torniamo alla consapevolezza del valore dei festival, penalizza gli spostamenti all'interno del territorio, e quindi la raggiungibilità dei luoghi in cui si tengono le iniziative, rendendo anche difficile un ampliamento dei fruitori che tendono a standardizzarsi sempre sul medesimo pubblico. Le opportunità insomma derivano, quindi credo andare piuttosto velocemente. Le opportunità nascono dalle debolezze, nascono dai punti di forza, quindi rilanciare un dialogo fra le varie componenti, lo sviluppo di forme di collaborazione. Una parte importante è la dimensione convegnistica che spesso i festival hanno, gli incontri o la presenza per esempio di delegazioni
molto importante, forse è un polo che potrebbe, ma ce lo direte dire voi, essere ulteriormente potenziato in termini anche collaborativi e sinergici. E la sinergia infine tra Cinetour e rete dei festival. Questo ha anche una dimensione di prospettiva. Quanto più si espandono le occasioni di valorizzazione del cinema, tanto più questo poi ricade a cascata sulla consapevolezza della componente turistica e della componente territoriale. Da parte di un festival proporre un percorso di cinetour, magari legato alla fisionomia del proprio festival, può non essere diciamo un investimento di breve termine, ma essere un investimento importante a lungo termine, proprio per creare un percorso, una dinamica virtuosa. Le minacce, sì, questo è il grande ambito di riflessione che dovremmo affrontare nell'immediato, è come rimodulare le esperienze di grande tradizione e durata che abbiamo conosciuto fino ad oggi nel post pandemia. Io chiudo qua per lasciare proprio lo spazio invece alla partecipazione e al confronto. Grazie a tutte e a tutti.